piazza milanese di questo progetto gestito da Union Camere Sicilia in collaborazione con l'assessorato attività produttive della regione siciliana. È un appuntamento per parlare delle eccellenze agroalimentari dell'isola in un itinerario molto suggestivo che si intreccia con aspetti culturali, archeologici e che mette in luce come le produzioni agroalimentari siciliane si muovano lungo un percorso che mette assieme tradizione e innovazione. Inizieremo i nostri lavori con l'intervento del vicepresidente di Union Camere Sicilia, Vittorio Messina, che oltre a portare il saluto dell'Unione tratteggerà sinteticamente quali sono le finalità di questo progetto, anticipando anche quello che verrà fatto nelle 2 settimane di settembre, quando torneremo a Milano dal 7 al 21 settembre con una serie di iniziative che si muovono sempre nel solco di promuovere l'immagine dell'isola. Do la parola al dottore Messina. Grazie. Buongiorno, io sono lieto di portare il saluto dell'intero sistema camerale siciliano a questa platea e di presentare il progetto Your Gate to Sicilian Excellence, che nasce dalla volontà delle 9 Camere di Commercio con il coordinamento di Union Camere Sicilia di fornire il proprio apporto alla missione di Expo 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita, in collaborazione con l'assessorato regionale alle attività produttive. Siamo certi infatti che Expo 2015 rappresenta un'occasione imperdibile per veicolare il tessuto imprenditoriale siciliano verso nuovi e diversificati mercati che possano offrire opportunità di investimenti con alto potenziale di ritorno in termini economici e di immagine. Il nostro obiettivo generale è contribuire al potenziamento dei sistemi di sviluppo e di produzione locali, nonché alla loro affermazione sui mercati economici internazionali, sulla base di rafforzati sistemi di rete, in occasione dell'Expo 2015, attraverso la promozione generale della Sicilia. Il progetto mira inoltre all'acquisizione e alla disseminazione di sistemi innovativi di filiera, un futuro sostenibile e rispettoso dell'ambiente e dell'uomo. Il progetto, attraverso azioni costruite in maniera logica e sequenziale, si pone il raggiungimento di obiettivi specifici. Si creeranno network per l'internazionalizzazione dei prodotti made in Sicily e si svilupperanno attività di promozione, informazione e follow-up che supporteranno il processo di internazionalizzazione anche oltre la realizzazione del programma stesso. Le eccellenze agroalimentari siciliane possono considerarsi ambasciatori all'estero della nostra Sicilia per il tramite del processo di internazionalizzazione. Non solo si sosterranno i produttori locali, ma si potenzierà la forza del brand Sicilia con importanti ricadute sull'economia locale del turismo. Infatti, il progetto mira indirettamente anche ad incrementare, destagionalizzare e diversificare il turismo incoming negli anni a venire, riposizionando la Sicilia tra le mete turistiche maggiormente competitive in Europa e nel bacino mediterraneo. Si ritiene infatti che lo sviluppo turistico di un territorio non possa prescindere dalla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, che insieme ai servizi di accoglienza costituiscono un elemento culturale ed esperienziale di richiamo. Il progetto, da un lato, mira a raggiungere un pubblico specialista e di settore, differente secondo le varie tematiche che saranno affrontate, dall'altro al vasto pubblico generalista che visiterà Expo 2015 durante i 6 mesi di svolgimento dell'evento. In particolare saranno tenuti in considerazione i seguenti target: pubblico visitatori di Expo 2015, imprenditori italiani ed esteri, istituzioni pubbliche e private, studiosi, esperti dei sistemi produttivi, alimentari, economici, donne del sistema produttivo, giovani anche impegnati con l'ideazione o il lancio di start-up,
operatori del settore alimentare, operatori del settore turistico, stampa generalista e di settore, territori siciliani, i siciliani all'estero. Questo progetto ed i suoi obiettivi sono in linea con i contenuti del FAIRSPOR 2007-2013, potenziare la capacità di espansione delle imprese siciliane in mercati extraregionali ed internazionali, obiettivo operativo 5.2.1, promuovere l'ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, che attribuiscono alla internazionalizzazione una centralità strategica ai fini dello sviluppo regionale. Questa misura punta alla promozione di una maggiore espansione del sistema produttivo in termini di migliore accesso ai mercati extraregionali e internazionali, facendo leva da un lato su una migliore capacità di connessione con la rete di distribuzione e commercializzazione per le piccole e medie imprese, e dall'altro, per le imprese appartenenti alle filiere produttive più competitive, sul rafforzamento dei processi di internazionalizzazione produttiva. Si supportano anche azioni di natura immateriale, volte a migliorare l'immagine del territorio, come destinazione di investimenti e comunicazione dei vantaggi localizzativi. L'obiettivo operativo del 5.2.1 punta all'aumento del volume e del valore dell'export nei sistemi ad elevata crescita, accompagnato da una presenza più stabile e strutturata in termini produttivi e da una maggiore penetrazione dei nuovi mercati in forte espansione. Tale obiettivo è finalizzato alla realizzazione di servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione che si attueranno attraverso azioni propedeutiche volte a favorire l'accesso del settore produttivo verso i mercati esteri, azioni promozionali per la internazionalizzazione dei sistemi delle piccole e medie imprese, azioni a supporto della messa a sistema degli interventi regionali. Il progetto è stato costruito sulla base della conoscenza del sistema economico ed imprenditoriale siciliano, lo status di internazionalizzazione di specifici segmenti produttivi, le produzioni locali di eccellenza, lo sviluppo turistico dell'isola, i sistemi alimentari e di vita, frutto di un'antica tradizione protesa al futuro attraverso l'attenzione alle nuove tecnologie e alla ricerca. Tali caratteristiche sono state confrontate anche con i temi guida di Expo 2015, che mettono in relazione l'uomo ed il pianeta come protagonisti inscindibili del futuro dell'umanità, e si sviluppano diversi sottotemi che ruotano attorno alle parole chiavi: nutrizione, sostenibilità, qualità. Il progetto di Unioncamere sposa appieno tali ambiziosi e fondamentali principi e intende portare a modello il sistema Sicilia, mettendo a disposizione del mondo imprenditoriale e della ricerca tutte le proprie conoscenze, competenze e best practice, con particolare attenzione all'innovazione e alla qualità in tutti i settori. Inoltre, si intende sfruttare tale occasione per mettere a confronto il sistema delle filiere produttive siciliane sotto gli aspetti più svariati, con i diversi sistemi provenienti da altre parti del mondo, al fine di poter acquisire nuove conoscenze e tecniche che possano favorire una crescita economica e sociale sostenibile anche nel futuro. L'evento, che si svolge oggi, ha lo scopo di promuovere il brand Sicilia attraverso la valorizzazione e la presentazione al grande pubblico delle eccellenze agroalimentari siciliane tra tradizione ed innovazione. Si coglie l'occasione per presentare le attività che Unioncamere organizzerà nell'ambito delle settimane espositive, che saranno volte a promuovere il sistema Sicilia presso il Padiglione Italia ad Expo 2015 nel mese di settembre. Lo scopo delle settimane espositive sarà quello di presentare la Sicilia a tutti i visitatori del Padiglione Italia attraverso l'organizzazione di eventi memorabili, coinvolgenti ed esperienziali, rivolti al pubblico generalista. Saranno inoltre organizzati eventi a tema per attrarre il più alto numero di visitatori ed incentivare, durante e a seguito dell'Expo 2015, i legami con la Sicilia e le visite ai fini commerciali, turistici e culturali. Lo spazio sarà arricchito anche da strumenti multimediali interattivi e da uno specifico adattamento dell'allestimento già predisposto, studiato per coinvolgere il più alto numero di visitatori possibile, che consente in breve tempo di emozionare e trasmettere sensazioni e saperi rappresentativi del mondo Sicilia.
I contenuti dello spazio espositivo devono avvincere il visitatore, renderlo protagonista del sapere e dell'esperienza culturale rappresentata. Noi siciliani ci stiamo provando e cogliamo l'occasione dell'Expo 2015 per essere fieri delle nostre produzioni. Grazie. Grazie Presidente per aver illustrato questo ambizioso progetto sul quale è molto impegnata Unione Camere Sicilia e anche l'assessorato regionale attività produttive, un progetto che si spera possa non solo lasciare il segno qui a Milano, ma che dopo questo grande evento possa avere delle ricadute positive per il territorio siciliano e per le sue risorse ingenti, sia quelle materiali che quelle immateriali. Non a caso parlavo di itinerario suggestivo e non a caso abbiamo assortito qui dei relatori, ecco, che ognuno per la parte di sua competenza ci porterà non solo delle informazioni interessanti, ma anche delle suggestioni che possiamo recuperare per affinare meglio il nostro progetto. In questo itinerario ci accompagnerà la scrittrice Simonetta Agnello Orbi, scrittrice di successo, da tanto tempo si è trasferita in Inghilterra, di origini siciliane, e per lei il cibo è anche un modo per riallacciarsi alla sua terra di origine ed è lo spunto per raccontarci delle cose molto graziose e stimolanti sulla nostra terra di Sicilia. Ci intratterrà sul tema elemento inglese nella cucina italiana, siciliana in particolare. Vorrei sapere se nel pranzo di Mosè c'è pure un'influenza inglese. Me lo scordai. Prego. Grazie mille per avermi invitato, grazie per essere qui. Cucina e cultura. Io non lo capivo quando ero piccola che la cucina è una cultura. Era normale cucinare, era normale aiutare mamma e zia Teresa in cucina, era normale imparare a fare la padrona di casa, ma lo vedevo come parte della vita, una bella parte della vita, la parte della vita. Poi, andando a vivere all'estero, ho scoperto che c'era gente che viveva senza cucinare. Esistono persone nella civilissima Inghilterra che non hanno bisogno di cucinare perché si compra il surgelato, si compra il precotto, ci sono i forni a microonde, ci sono i bollitori, per cui si fa una minestra buttando acqua bollita e si mettono i pasti che si comprano lì e si risparmia, costa meno. Dunque la gente povera, la gente che ha problemi, o in parte i clienti miei, io sono un avvocato dei minori, non cucinavano. E poi notavo cose strane. Non stavano mai insieme, non parlavano coi figli, non esisteva un momento in cui si sta in famiglia, non sapevano lavare perché non c'era niente da stricare, non c'erano pentole sporche, non avevano il concetto di tavolo, si mangiava seduti alla televisione o dove capita perché ognuno mangiava le sue cose quando voleva e non si parlava di cibo perché non c'era che dire, perché io mi mangio la mia cosa, tu la tua, puoi dirmi che è buona. E ho capito, ma soltanto negli ultimi 20 anni, che stavamo diventando persone senza l'essenza dell'umanità. E sono andata alle radici per capire perché cucinare è cultura. Ed è perché l'Homo sapiens, che a quanto pare era una specie di scimmia, diventò sapiens sapiens, e non so perché si chiama sapiens sapiens, ma così mi dicono e così ripeto, attraverso la cucina, attraverso la scoperta del fuoco. Ammazzavano le bestie, le cucinavano e duravano più a lungo cucinate, non bisognava mangiare coi denti la carne piena di sangue. E poi cominciarono a conoscere il grano, e il grano si abbrustoliva, poi invece si faceva a farina e si facevano, guardate un po' nella Mesopotamia, gli antenati delle lasagne. L'inizio del nostro cibo non è stato con la pasta, come pasta che conosciamo, non è stato con il pane, ma è stato con farina, acqua, asciugata, messa a sfoglie, chiamato laganon, ora non me lo ricordo mai qual è uno e qual è l'altro. I greci lo chiamavano,
ci arrivo. I greci lo chiamavano laganon e i romani laganum, sempre per essere diversi. Fa la stessa cosa, ma devo stare attenta. E i romani conquistarono il mondo anche grazie al laganum, perché i centurioni si portavano nella loro bisaccia questi pezzi di farina asciutta, dove arrivavano, facevano un fuoco, pigliavano l'acqua e si mangiavano la pasta. E questo li ha retti, perché è importante, Napoleone l'ha imparato meglio e l'ha fatto molto meglio, ma 3000 anni dopo. E da lì ho cominciato a guardare da dove venne la pasta in Sicilia e ho scoperto delle cose che mi hanno sconvolto. Per esempio, la pasta era pochissimo mangiata in Sicilia nel Settecento. Non è vero che era il nostro cibo fondamentale, perché era complicato farla, era complicato prepararla e gli spaghetti come tali erano un cibo di lusso, spesso da condimento, ma non pasto principale. Però, sempre facendo ricerche, ho scoperto che la pasta era morta quasi nel periodo del Basso Medioevo, quando tutto era distrutto, erano venuti i Goti e i Visigoti. Si dimenticò questo laganum, che poi invece ritornò in Italia, sempre in Sicilia, perché noi, Presidente, siamo sempre il posto dove le cose arrivano e se ne vanno, però arrivano da noi, che è una bella cosa. E questa pasta arrivò portata dagli arabi e la chiamavano trigia e la facevano a Trabia. Il famoso viaggiatore e geografo Edrisi parla di questa trigia, di fabbriche di questa pasta piatta fatta a Trabia che veniva esportata. E dov'è che andò a finire esportata? A Genova. E a Genova impararono a farne tante e venderla. Tant'è vero che questa pasta diventò la pasta genovese, per cui i genovesi si presero questo primato di aver importato la pasta in Italia. E questo va bene, però c'erano sempre gli studiosi. Mastro Martino, che ha scritto un ricettario del 300, parla della pasta pertusata, che può essere solo siciliana, c'è bisogno di dirlo, se pertusata è cosa nostra, con un filo di ferro. E questa è l'origine degli spaghetti. E ora arrivo all'Inghilterra. In Inghilterra nel 1390 si parla In the Form of Cury, un libro di cucina, la ricetta di Losain, che sono le lasagne, descritte come strati in cui si mettono delle mandorle tritate, delle verdure, pesce e carne, a secondo dei periodi di digiuno. E voglio soffermarmi sulle mandorle. Io non sapevo che la produzione di mandorle del sud Europa, perché non era solo siciliana, era il cibo più mangiato e più esportato in tutta l'Europa del Medioevo. Non potevo capire perché. Poi ho scoperto che le mandorle avevano un valore fondamentale, il colore. Erano bianche e si sbiancava la carne e si sbiancavano le verdure e si sbiancavano tutti i pasti che si facevano di lusso. Mandorle e zucchero e pepe e spezie di tutti i tipi. E la mandorla era dovunque nella cucina, non come dolce ma come ingrediente importante. Il bianco mangiare della provincia di Ragusa, che è fatto con latte di mandorle, non ha niente a che fare col bianco mangiare di cui si parla in tutte le ricette medievali. Era bianco di mandorle, tritate, messe lì per dare colore. I rapporti tra l'Inghilterra e la Sicilia culinari sono straordinari. Cominciano da due cugini che si chiamavano Guglielmo il Conquistatore e Ruggero il Normanno. Questi due parenti, di origine ovviamente norvegese, erano dei conquistatori. Nel 1066 Guglielmo il Conquistatore prese Londra. Nel 1062, 4 anni prima, Ruggero, che era andato già in Puglia, scese a Messina. E i rapporti tra questi parenti normanni continuò, tanto che nella cappella di Monreale, è una grande, chi l'ha visto lo sa, è un'enorme chiesa con dei lavori splendidi, è opera dei lavori dei bizantini che hanno fatto i famosi mosaici di Monreale, ma anche una struttura medievale bellissima. C'è una cappella dedicata a Riccardo II d'Inghilterra. Poi io vado a Londra e vedo invece la sua tomba nell'abbazia di Westminster, per cui il cerchio si chiude. E durante tutti quegli anni i normanni mantennero i rapporti con i loro parenti del nord.
E quando finì la dinastia dei Normanni, questi rapporti furono mantenuti da Federico II, figlio di una normanna. E quando questo finì e la Sicilia passò da una dominazione ad un'altra, come sappiamo, siamo stati una colonia a lungo e forse anche oltre il 1860, se uno guarda i primi 30 anni dell'Unità d'Italia. E durante quegli anni rimase sempre questo rapporto Inghilterra e Sicilia nei modi più strani. Per esempio ci sono le mince pies, che sarebbero dei dolci natalizi che si fanno in Inghilterra, che hanno il nome di dolci di carne. Mince significa carne tritata. Erano fatte originariamente con carne tritata, spezie e uvetta. E poi andiamo a Modica, dove si mangia, invece devo vedere il nome giusto perché uno deve stare attento con i nomi, gli impanatighi, ma hanno anche altri nomi, che sono appunto dei dolcini non a forma rotonda ma a forma di ventaglio, in cui si mette tuttora la carne e tutto quello che c'è di dolce. Questi sono gli unici che io ho visto nelle mie ricerche. Io non sono una esperta di cibo, però ho cercato, che esistono in Europa, in Sicilia e nel nord, dove c'era questa tradizione di dolci di carne fatti per le feste. E questo ha un senso, perché non capivo perché gli inglesi e i siciliani nel 1500 fanno queste cose, perché sia gli inglesi che i siciliani avevano un rapporto spagnolo. La famiglia reale inglese sposava ogni tanto delle donne spagnole o cercava di sposarle, come fece Carlo II. C'erano rapporti e ogni moglie che veniva, ogni corteggiamento che c'era, come ben sappiamo, portava mangiare, perché si fa sempre così. La guantiera che portava il sovrano inglese alla sua donna spagnola avrà avuto le mince pies e viceversa. E questo è interessante, vedere come queste tradizioni continuano. Ma c'è di più. Nel 1700 l'Inghilterra divenne il paese più importante del mondo e più ricco del mondo e ha sempre avuto una ricchissima importazione dalla Sicilia di agrumi. I limoni e gli aranci, ma soprattutto i limoni siciliani, erano fondamentali per la salute dell'esercito inglese e della marina soprattutto e degli inglesi. Sono sempre stati esportati. A Messina oramai non si vede più niente dopo il tragico terremoto del 908, però a Messina c'era una promenade, c'erano sempre dei consolati inglesi. In più, i crociati, ora parlo del 300, quando andavano nel Medio Oriente si fermavano lì, e in più le navi inglesi quando andavano dalla Francia passavano dallo stretto. Dunque questo rapporto è continuato, oli essenziali, ma si passa ai vini. Gli inglesi bevono, e vino non lo sapevano fare, non avevano vigne, prendevano il porto del Portogallo. Durante il periodo napoleonico questo fu impossibile. E allora i commercianti, parlo dell'Ingham, non dei Whittaker che cominciarono dopo, dei Woodhouse, cominciarono a prendere il vino e si fermarono a Marsala e creare un vino fortificato che potesse sostituire il loro porto. E da lì c'è stato un costante flusso di cibo che va su e giù dalla Sicilia all'Inghilterra. Quando mia suocera, che era un inglese difficile e che non accettò mai che il suo figlio unico sposasse una siciliana, ma lo sapevamo tutti, per cui era una cosa accettata. Quando mia suocera venne ospite da mia madre a Mosè, abbiamo voluto darle il nostro zuppa inglese. Perché? Perché è un dolce che noi facciamo sempre e abbiamo deciso di provarlo su di lei. Tanto tutto quello che si cucinava non le piaceva, perciò meglio che ci mangiavamo una cosa che ci piacesse. E non dimenticherò mai, perché erano rari, i suoi sorrisi quando disse: è esattamente quello che abbiamo a Londra, a differenza della zuppa inglese che si fa in Italia. Perché? Perché la zuppa inglese ovviamente è stata portata da noi dagli inglesi in questi scambi e noi mettiamo la frutta nella zuppa inglese. Nel nord Italia e in Italia la frutta non c'è. E perché mettiamo la frutta? Perché è interessante sapere perché si mette la frutta. Ce l'hanno insegnato gli inglesi, che sono pratici. Una delle belle cose del paese in cui vivo da 40 anni è che si è pratici, una cosa si fa per uno scopo. Nell'estate in Inghilterra c'è tanta frutta soffice che va male
e allora si mette nel dolce perché dura di più e si può mangiare meglio. E noi a Mosè mettevamo sempre le perine, l'uva, eccetera, un lavoro terribile che mi faceva fare mamma, perché si levava la parte cattiva delle perine e si manteneva quel poco di polpa che era ancora buono a pezzettini per la zuppa inglese, e serve questa frutta stramatura nella zuppa inglese. Se è frutta dura, stona. E dalla zuppa inglese si passa a tante altre cose che passano dalla Sicilia all'Inghilterra. Mrs. Beeton era una donna che rimase vedova 22enne nel 1800. Il marito era un editore a Londra, media borghesia, con dei bambini. Si rivoltò le maniche e cominciò a scrivere un libro di cucina che è diventato il classico libro di cucina di tutta l'Inghilterra e di tutto il mondo anglosassone. Sono circa 1600 pagine. E Mrs. Beeton ha una serie di ricette italiane. Le ho contate, non le ho lette tutte perché è troppo. Le ho contate e sono in numeri paurosi. E ve li voglio dare giusti perché sono importanti. Dunque, ci sono 24 di maccheroni, 12 di pudding italiani, e uno di spaghetti pudding, messo nella sezione vegetariana, 45 in totale. E leggendole sono tutte a base di spaghetti e non soltanto di lasagne. Perché dico spaghetti? Perché nel 1800 gli spaghetti avevano cominciato ad essere più di uso del popolare, perché a Napoli a metà del Settecento si scoprì un sistema per farli meccanicamente più veloci. Prima erano un lusso, come diceva il nostro bravo Martino, erano spertusati, cioè c'era letteralmente un ferro per farli, perché era un lavoro enorme. Allora c'erano, per cui se lei parla di spaghetti si deve pensare che siano spaghetti del sud Italia, o Napoli o Sicilia. Per cui ritorna questa nostra influenza lì, e probabilmente venne dalla Sicilia, perché era con la Sicilia che l'Inghilterra di quel periodo aveva rapporti di cibo e di commercio, più che altro. E poi sono andata a vedere Pellegrino Artusi, perché io ho l'onore di aver avuto il premio Marietta. Mi piace che il premio Marietta e non Pellegrino. Marietta era la povera cuoca che cucinava, lui dava ordini e lei faceva come voleva lui. Ma Pellegrino Artusi, uno scapolo inveterato, non vogliamo chiedere perché, quando scrisse e pubblicò il suo primo libro nel 1891, di 900 pagine con 800 ricette siciliane, ne ebbe 5. O non sapeva, come spero che sia il caso, o non voleva, o non capiva. Ma l'Artusi cominciò con 895 ricette e 5 siciliane e faceva l'Italia. Ora forse ho parlato assai, non sono combinata, perché ci abbiamo il tempo. Ci sono tante altre similitudini tra la cucina inglese e quella italiana e ve ne voglio dare qualcuna, poi mi dica stai zitta. Per esempio la gelatina di frutta è una cosa antica, non so se ve la ricordate voi, la gelatina di frutta era spesso sulle nostre con la colla di pesce, che io credevo si comprasse al pescivendolo, e in realtà non si comprava dal pescivendolo, si compravano le ossa di pesce dal pescivendolo e poi si facevano bollire e diventava la colla di pesce. Ebbene, la gelatina di frutta è un piatto tipico inglese dell'Ottocento. E essendo frutta, che è sempre limone e arancio, erano frutta che veniva dalla Sicilia, per cui la provenienza è immediata. Ma c'è di più. Da noi, a casa mia perlomeno, la gelatina di frutta si mangia con la panna montata. In Inghilterra si mangia con la double cream, che è una panna così spessa che se si monta diventa burro. Il concetto è lo stesso. E soprattutto la bellezza di questo piatto, perché della gelatina a me piace anche il gusto, ma la gelatina è un trionfo di bellezza. Parlo del marzapane. Il marzapane in Inghilterra fa parte fondamentale della loro cucina. Fanno le palline di marzapane, ci avvolgono dolci, un che fare terribile col marzapane, e questo viene da noi perché è la pasta reale che è andata lì, la fanno come la facciamo noi. E poi posso parlare anche dello shortbread, dei biscotti che sono di sugna e zucchero,
e farina, ma questi sono precisi ai biscotti che si comprano dalle monache. C'è tanto da vedere e da sapere. Ora parlerò velocemente su quello che sta a me a cuore. La cucina è cultura. Ed è cultura in modo fondamentale. Io credevo, io che sono un emigrante, che avrei dovuto insegnare la mia lingua ai miei figli e ai miei nipoti per far rimanere in loro questo elemento siciliano. E mi sbagliavo. I miei figli parlano l'italiano con l'accento favarese, ne siamo contenti, però sono miei figli. I miei nipoti, come mi dice Lola, che ha 11 anni, "But nonna, I'm an English girl." E uno l'accetta perché è un English girl, ha la faccia di mia madre, ma lo carattere mio, ma è English girl. Però io le dico, ma tu sei un quarto siciliano. E lei dice sì. E poi dice a good quarter. Fino a che dicono che è a good quarter possiamo andare avanti. Ma quello che importa a me dei miei nipoti è che i miei nipoti mangiano pasta al pomodoro 3 volte alla settimana e se non l'hanno si lamentano. La cosa preferita dei miei nipoti sono le polpette di melenzane. Vero è che questa nonna non ha potuto insegnare l'italiano a loro perché le mie nuore non vogliono, perché dicono che si sentono escluse se parliamo italiano e lo devo rispettare. Però si mangiano polpette di melenzane, però si va a Mosè ogni estate e però hanno un desiderio e questo è importante perché nel mondo futuro, e questo è un discorso che voglio fare seriamente e forse altrove, la lingua fondamentale prima del mondo sarà l'inglese. Si insegna ora alle università italiane in inglese. Sarà così, non abbiamo scelta e dobbiamo imparare, ma dobbiamo mantenere la nostra identità che sarà col mangiare, col condividere il cibo, col parlare a tavola, col vederci, con la nostra identità. E io guardo gli ebrei non parlano in genere la lingua ebraica, però seguono le norme della loro cultura culinaria, però stanno attenti anche se non credono in Dio, rispettano le feste col cibo di quel periodo, perché il cibo è più memoria della lingua. E questo io non lo credevo e me l'ha insegnato mio nipote Francesco, perché i giovani insegnano sempre tutto. E chiesi a suo padre un giorno, voglio pizza, e mio figlio gli disse, l'hai avuta ieri, dice papà ma io la voglio di nuovo, perché più mangio pizza più divento italiano. E questo è tutto, grazie. Grazie a Simonetta Agnello Orbi per questo molto interessante contributo che ha dato ai nostri lavori, per queste curiosità storiche, gastronomiche che ha introdotto nella nostra discussione. Proseguiamo ora con il professor Giacomo Dugo, che insegna chimica degli alimenti all'Università di Messina, che ci parlerà della qualità del cibo tra tradizione e innovazione e anche della dieta mediterranea. Grazie a voi. Più che un chimico degli alimenti sono da 20 anni un appassionato di gastronomia siciliana. E la Sicilia è una terra, come diceva il nostro Presidente di Union Camere, dove abbiamo una grande varietà. Pensate, soltanto di DOP ne abbiamo 17, 12 GP, abbiamo circa 400 prodotti PAT, prodotti artigianali tipici, e abbiamo un centinaio di prodotti DECO, denominazione comunale. La Sicilia è stata una terra di grandi conquistatori, ognuno ha lasciato qualche cosa. Se parliamo di cucina in Sicilia già possiamo fare un riferimento mitologico. Omero parlava di Polifemo che produceva vino e formaggi. I siciliani già 1000 anni prima della venuta di Cristo avevano scoperto l'alimentazione mediterranea. Mangiare 2 fette di pane di grano duro con all'interno una bella fetta di formaggio di pecora fresco, di tumo ancora non salato, di primo sale, praticamente il rapporto tra nutrienti, tra proteine, lipidi e polisaccaridi è quello dell'alimentazione mediterranea. Ma in Sicilia parlano di gastronomia Alessi di Taranto, nel poco conosciuto, nel IV secolo a.C., che in Sicilia aveva imparato a cucinare così bene che i suoi ospiti mordevano i piatti, e i piatti non erano di plastica, erano di piombo, erano di legno. E Platone dice che i siciliani addirittura nel IV secolo a.C. hanno un'abitudine terribile, si sedono a mangiare ben 2 volte al giorno
E Platone dice pure che la pasticceria è una conquista della gastronomia siciliana, e siamo al IV secolo a.C. Ma dopo abbiamo avuto i greci, abbiamo avuto i fenici prima, i greci, i romani, i saraceni con la loro fantasia, i normanni che ci hanno insegnato a cucinare nei forni, gli spagnoli con le loro preparazioni barocche, gli inglesi, come diceva la professoressa, e i francesi con l'haute cuisine. E i fenici forse hanno inventato le tonnare, che fino a qualche anno fa esistevano nella zona, per esempio, di Trapani. E se andiamo sempre al periodo romano, che inizia dopo le guerre fra il 264 e il 261, la guerra punica, i romani in realtà utilizzano la Sicilia, la utilizzano come granaio. In Sicilia già in quel periodo, oltre alle produzioni di formaggio, c'era l'abitudine di utilizzare nelle cucine il latte acido, di utilizzare le uova come leganti, ma già al tempo dei Romani abbiamo una citazione di un libro siciliano del Settecento che fa riferimento a Cicerone, che parla di un tubo farinario che sembrerebbe essere proprio il cannolo, e Petronio parla di un dolce a base di pasta di pane, ricotta, miele, che sembrerebbe essere la base della cassata siciliana. La cassata siciliana nell'Ottocento viene ricoperta con i conditi semplicemente per una intelligente impresa di un commerciante di canditi che non riusciva a vendere i suoi canditi, e così pensò questo dolce, che era a base di ricotta, di adornarlo di canditi per poter rendere commerciabili i suoi canditi. Ma anche di agricoltura Catone parla di una focaccia di farina, formaggio e miele che ricorda la cassata. Perciò in origine della cassata, antecedente addirittura agli arabi. Gli arabi ci portano tante cose, ci portano per esempio la cannella e lo zafferano, la canna da zucchero, ci portano il sesamo, ci portano l'usanza di essiccare i fichi e di essiccare l'uva e preparare l'uva passa, ci portano i crispetti, che è un dolce tipico siciliano, e a quei tempi già il gelato fatto con una pianta da scorzonera, la barba di becco, che era un antidoto ai morsi dei serpenti, e successivamente sostituito dal gelsomino. Ancora in provincia di Trapani, le granite più famose in questo periodo è proprio la granita di Gelsomino. Il nostro limone IGP interdonato, che era il limone apprezzato dagli inglesi, era apprezzato pochissimo dai siciliani perché è un limone poco acido e gli oli essenziali sono poco coprenti, poco saporiti. Gli inglesi l'hanno apprezzato perché non copriva il gusto delicato del loro tè. Perciò da un difetto divenne un pregio e divenne il limone degli inglesi. La frutta secca, e tutto è condito nella nostra cucina con le nostre piante spontanee. Cosa sarebbe la cucina siciliana, la cucina mediterranea senza l'aglio? Poi ogni tanto uno chef dice che non può usare l'aglio siciliano perché costa 15 euro al chilo e deve usare l'aglio cinese schifosissimo che costa 3 euro al chilo. Se andate su YouTube trovate questa mia chiacchierata con un famoso chef siciliano. E gli asparagi selvatici in una frittura valgono 1000 volte un filetto di carne o di pesce. La borragine, che serve per curare le malattie dello stomaco, ma metterla con l'uovo e friggerla con un olio extravergine diventa un antipasto splendido. E cosa sarebbe la cucina mediterranea, la cucina siciliana senza i capperi? Un'insalata di pomodoro, capperi, cipolle e patate, per dirne una cosa semplice, ma un coniglio alla cacciatora e così via. E il finocchio selvatico, senza il quale non esisterebbe la pasta con le sarde e non esisterebbero i biscotti di San Martino, che sono conditi con i semi di finocchio. L'origano, che è l'erba più antiossidante che esiste al mondo. In percentuale l'origano, per esempio, alla mia veneranda età sostituisce completamente il sale. Metto origano dappertutto, non c'è bisogno di salare i cibi. Il rosmarino, che fa buoni i nostri arrosti, ma il principe delle nostre piante, l'oro di Sicilia, lo zafferano. Pensate solo al piacentino, che è il pecorino fatto ad enne, che non si chiama piacentino perché ha a che fare con Piacenza, ma semplicemente perché è il formaggio che piace. E
Io parlo di cucina perché mia madre era una cuoca eccezionale, mia madre, mia nonna mi hanno insegnato i profumi della cucina. A casa nostra si mangiava il brodo di pesce il venerdì, ma non era una questione solo religiosa, perché mangiare il brodo almeno una volta a settimana fa bene. La sera si mangiava sempre verdure, e i legumi spesso erano fortificati con la scorza del parmigiano, che non avviene come oggi che viene gettato, ma la buccia del formaggio, del pecorino, del parmigiano veniva pulito con uno strofinaccio, messo in una boccia sott'olio e conservato, e veniva utilizzato per arricchire i legumi. E noi ragazzi andavamo a caccia nella pentola con i legumi di questi pezzi di formaggio pregiati. Soltanto la domenica si mangiava carne, ma era la carne povera siciliana, poca carne, molta mollica, formaggio, prezzemolo, aglio, le polpette di carne, come facciamo alla stessa maniera le polpette di pesce spada. Gli spaghetti al madarocco, che erano una salsa cruda di pomodoro che potete, se venite in Sicilia, degustare in tutta la provincia di Trapani. A Trapani viene arricchita con le mandorle tostate e si chiama pesto alla trapanese. Ma i piatti tipici di Casa Dugo erano il ragù di tonno e la parmigiana di tonno. E come si può fare una parmigiana di tonno se i peperoni che arrostiamo, se le melenzane che friggiamo non le friggiamo con l'olio d'oliva, se non facciamo una salsa in cui abbiamo fatto un soffritto con il nostro aglio eccezionale e poi mettiamo tutto su questa padella dove prima abbiamo fatto arrosolare qualche pezzettino di tonno, facciamo insaporire, ed è un piatto che non si riscalda mai, si mangia appena tiepido, il giorno dopo è ancora più buono. Pesce stocco a ghiotta, tipico della provincia di Messina, grazie ai normanni e agli svevi che ci hanno portato il pesce stocco, e l'impanata di cavolfiore e salsiccia, un altro simbolo della nostra cucina povera. Come vedete proprio in quella figura, all'interno di questo impasto di pane c'è il cavolfiore che prima abbiamo fatto soffriggere in padella con pezzettini di salsiccia. Era il piatto tipico natalizio pasquale in provincia di Siracusa. E la nostra pizza siciliana, in cui c'è tanto aglio, c'è tanta cipolla, c'è tanto pecorino grattugiato, ci sono le acciughe, che è qualcosa di eccezionale. L'abbiamo fatto prodotto Deco, non la possiamo chiamare pizza, l'abbiamo chiamata rianata perché è ricca di origano, da noi si chiama riano. I cassatelli di ricotta della provincia di Trapani, eccezionali, e il bianco mangiare legato ai miei ricordi, ai miei compleanni da giovane. E con questa alimentazione, con questi piatti della cucina di casa mia, si possono consigliare nell'ambito dell'alimentazione mediterranea, dalle colazioni al pranzo alla cena, dai dolci della domenica, e cambiare il menù d'estate o d'inverno, lasciandolo sempre nell'ambito della cucina siciliana. E concludo con così la visione di queste ricette. Mio fratello è un chimico degli alimenti, un po' più grande di me. Lui ha deciso di trasformare, di portare le ricette della nostra famiglia in poesia. Questa è la pignolata, che era un impasto di farina semplice, lavorato solo con l'acqua, che veniva fritto nell'olio extravergine di oliva e poi immerso in una padella dove avevamo fatto riscaldare il miele. Sopra vedete il piatto, sotto gli ingredienti, e stiamo preparando un libro in cui ogni ricetta è poesia in siciliano e tradotta in italiano, con disegni originali come questa che riguarda il couscous, che sicuramente è differente da quello che mangiate a San Vito Lo Capo, quello è tutt'altra cosa, e questa minestra di patate, di zucche e delle lumache, che era una minestra povera, un piatto unico della nostra cucina siciliana. Oggi lo definirei un piatto ricchissimo. E il brodo di aragosta, che bisogna saperlo fare, e ancora, se venite in Sicilia, specialmente in provincia di Trapani, questi piatti li trovate. Questo è il mio asino Socrate, sostituisce il cane, mi fa da guardia, è un compagno da 30 anni. Grazie. Grazie professore, è sempre un piacere ascoltarla perché si percepisce come lei riesce a saldare l'interesse dello studioso, dell'accademico, con la passione di chi ama tanto la nostra buona cucina. Nel dare la parola adesso al professore Jonathan Wordsworth, colgo l'occasione per ricordare che i nostri lavori sono trasmessi in diretta streaming
quindi non è escluso che ci possa in questo momento seguire anche qualche scozzese connazionale del professore che ci intratterrà sul tema siti archeologici e contesto rurale, in particolare sull'esperienza scozzese. Prego, professore. Buongiorno, Presidente, signori, dottore. I will now speak in English and you may need your translation devices. In this presentation, can I have the... Che succede? In this presentation, I will be comparing the current situation in Scotland with that in Sicily as presented by Dottore Parello. Scotland and Sicily, though at opposite extremes of the European Union, share similar topographic constraints of mountainous terrain and limited areas suitable for arable cultivation. Oh, I went too far there. Sorry. Though Scotland and Sicily have similar populations, the area of agricultural land in Scotland is nearly 5 times that of Sicily, but much of this is poor marginal land only suitable for grazing. Agriculture is a less significant part of the Scottish economy, but with fishing contributes significantly to the Scottish food and drink industry, with a particular emphasis on quality, emphasizing the natural origin of the materials that contribute to this. Between 2007 and 2011, there has been a 63% rise in food exports. Currently, this export is worth £5.1 billion. A pound is 1.3 euros. Drink exports, particularly whiskey, contribute the bulk of this. 4.7 of this 5.1 billion is whiskey. So you can see how important the whiskey industry is to Scotland. And there is a vision to grow this export to 7.1 billion by 2017. That's 10 billion euros. The Scottish countryside was drastically reorganized in the 18th and 19th centuries to create the modern Scottish countryside in lowland areas. Most archaeological sites remain as islands in a wider landscape or are buried under modern plough soil. And, oh, sorry, I've gone too far again. The remains here of a Roman fort. There are actually a succession of 6 Roman forts. The Romans tried to conquer Scotland, but they didn't quite succeed. Many of Scotland's archaeological landscapes survive in the uplands, but are best managed with low-intensity grazing for sheep and cattle. These are vulnerable to other forms of land use, particularly forestry, as upland grazing is only viable through agricultural subsidies. Scotland has not experienced major land reorganization. Sorry, I should say there's a lot of English on these slides. If you can't read it, it's not a problem. I'll keep going. Like most European countries, and we have a situation that more than 50% of the land in Scotland is only owned by 432 people, considerable portions of which are managed as sporting estates. Scotland has 5 World Heritage Sites, and I'm showing 2 of them here for comparison with the value of the temples. This temple site being excavated is just so I can compare it with the value of the temples, but our one's even older than yours. This is about 5,000 years ago. We also have a Roman heritage site. In this slide, I wanted to contrast the fact that
For Natura, under the Birds and Habitats directives, 12% of the land is protected for environmental reasons, but only 0.3% for archaeological sites have the same protection. And then we have the Antonine Wall, which is part of this Roman limes, part of a pan-European, and also the theory is it's going to link with the Middle East coming down. So we're this tiny bit at the top, but it's about 40 kilometers for us. And then it comes right down. Sicily obviously wasn't a frontier, so it doesn't form part of this. This slide is full of text. You don't need to read it all. But one of the ways of protecting archaeological sites through the Common Agricultural Policy is through regulation requiring farmers to protect these as a condition of receiving their farm subsidies. There's a wider public benefit from these payments. In Scotland, only nationally designated sites, scheduled monuments, are protected. As we will see at the end of my talk, this could be expanded, but it's difficult to enforce. Again, this, that didn't quite work. Perhaps I'll skip that slide, is it? Oh. Sorry, my slides aren't working very well here. This is the amount of money that Scotland gets from its agricultural programme each year. In England, this was running at around 30 million euros per annum, with 0.7 euros spent on research into managing historic sites and up to 12 historic environment advisors. The situation in Scotland has been less favourable, and the new programme is even less supportive. As funding has been reduced, archaeological sites cannot be directly targeted for management now, only managed where they coincide with areas for habitat or climate management. And the vernacular buildings option, which isn't actually shown here, has been taken out. One area that continues to sort heritage projects is LEADER funding, which is also significant in Sicily. And I note that in the Agrigento area, the company Cicerillo supported ecological networks through LEADER. This could be expanded, though it's usually restricted to areas of economic benefit. This is the current situation with Scotland, and I'm trying to work with colleagues to find ways to benefit from the limited options available. For example, we're trying to promote a scheme to link farmers who manage land along the line of the Antonine Wall to work together under the Environment Cooperation Action Fund. However, the priorities for this scheme are biodiversity and climate change, and it's difficult to get our proposals accepted. I thought I'd briefly mention Adopt a Monument, a scheme run by my colleagues in Archaeology Scotland. Over 5 years, this has a target of 40 traditional projects and 15 outreach actions across both urban and rural Scotland. This is funded primarily by our Heritage Lottery Fund and only indirectly through LEADER for individual projects. We run this with a community heritage conference, and this might be a way forward for Sicily if you have individuals and associations who wish to care for their local heritage. My colleagues would be happy to discuss this further with you. Linking to the main theme of, linking to the main theme of today's conference, it's worth emphasising that heritage plays a significant part in the marketing of Scottish produce, particularly, of course, the whisky industry, as I've already said. It's also significant for marketing the Scottish countryside for tourism, particularly for Scottish castles and for special places like Orkney. However, there is no direct return from either the tourism or food industry to pay owners and managers to care for Scotland's heritage sites. And obviously, Dottore Pirello will show a different example in Agrigento. Though we have
our recorded historic landscapes in Scotland, particularly in our online historic land use assessment. We've nothing equivalent to the historic landscape and heritage food mapping that's been carried out so successfully in Italy. And I show the example of Sicily here for the heritage landscapes that have been promoted here. This is, in Scotland, I think this is because the land reorganisation in the 18th, 19th centuries removed the peasant link to traditional foods and created large farms much more oriented on markets. However, our farming landscapes still have great value for visitors and local communities. And finally, for discussion, I just wanted to raise cross-compliance. As you see, the Irish example at the top there, one option is to increase regulation on farmers to protect sites as condition of their receiving public subsidies. But this is a very tough regulation to put. Oh, sorry. We could also do more with geographical information systems to let farmers know what they have on their land. EU policy work, this is increasing, the European Union is increasingly recognized the significance of cultural heritage as an important factor in Europe's societies and economies. More effort could be carried out to support these policy developments across the different European Union countries. Integration with natural environment. This is a difficult one to carry forward, and the Birds and Habitats Directives and climate change mitigation measures are often implemented in ignorance of cultural heritage concerns. Ecosystem approaches should encourage better integration. Country-region policy development. We could do more at a local level to identify priority heritage actions and promote this at a regional level. And finally, landscape management. There is an increasing recognition that we need to manage at a landscape rather than a site scale, and that there are other sources of fundings to be used, particularly if common agricultural policy and rural development funding is declining. Thank you. Grazie professore per questa interessante relazione che ci fa vivere un'esperienza naturalmente da mettere a confronto con una realtà completamente diversa, ma ci sono spunti che sicuramente si possono cogliere e utilizzare sia per quanto riguarda la gestione di un parco molto ampio come per esempio quello di Agrigento, che dalle nostre parti si dice che sia eccessivamente dilatato, mentre vediamo le esperienze all'estero dove forse viene considerato piccolissimo. Ma mi sembra altrettanto interessante un'indicazione che ci viene data è di come il brand del territorio serva a promuovere i prodotti locali e viceversa. Credo che questa sia una cosa di cui dobbiamo tenere estremamente conto. Adesso diamo la parola al direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, Giuseppe Parello, che ci parlerà delle produzioni che ci sono all'interno del sito dell'UNESCO della Valle dei Templi tra eccellenza e sostenibilità. Se parte la presentazione, io intanto in premessa devo naturalmente riallacciarmi al ragionamento che faceva il professor Ward, nel senso che questo sforzo che sta facendo la Scozia per la conservazione del patrimonio archeologico e monumentale attraverso la produzione agricola è come dire, l'esatto inverso del problema che abbiamo noi, cioè che è quello di proteggere il paesaggio attraverso come dire, il patrimonio archeologico e monumentale, che di suo è come dire, notoriamente molto tutelato da leggi di cui l'Italia si è dotata sin dal 1939. È uno sforzo interessante che sicuramente trova
degli attimi di collimazione che possono essere anche interessantemente sviluppati da qui in avanti. Io vi racconterò un poco quello che stiamo facendo al parco, perché penso che sia comunque un'esperienza significativa che in qualche modo può essere considerata pilota, soprattutto per il fatto che già dal suo riconoscimento la Valle dei Templi è stato individuato come parco sia archeologico che paesaggistico, e in un momento di ubriachezza, forse non so, della regione siciliana, è stata emanata una legge veramente esemplare da un punto di vista della tutela e della valorizzazione, che trova pochi riscontri oggettivamente nel resto del mondo, e che lo configura come un elemento di eccellenza per il quale naturalmente tenerlo vivo e l'operarne correttamente la gestione è particolarmente impegnativo. L'area tutelata è di 1300 ettari, che non è poco, è una dimensione comunque giusta, che si riferisce a quella che era l'estensione più significativa dell'antica città di Akragas, che vedete collocata, molti di voi la conosceranno, al centro della costa meridionale della Sicilia. In basso a destra vedete l'incidenza del parco rispetto al territorio della città di Agrigento, a sinistra il particellare degli appezzamenti sottoposti a tutela, di cui 450 sono demaniali e gestiti direttamente dal parco, di questi 450 circa 200 vengono considerati il cuore del parco, che sono la collina dei Templi, le aree archeologiche più rilevanti. Il resto hanno più vocazione di tipo agricola. La vocazione, come dire, produttiva agricola della città di Akragas era già stata riconosciuta in età classica, già nel V secolo a.C. da Pindaro, in questa sua ode in cui definisce la città fra le più belle dei mortali, dimora di Persefone, connotandone in questo modo la sua specifica vocazione agricola. Nel vaso in basso a destra, che è stato rinvenuto nella necropoli agrigentina, adesso custodito al Museo Salinas di Palermo, viene rappresentato un auleta che partecipa a una cerimonia con la divinità di Dioniso, in cui, diciamo, il momento della consumazione del vino anche in ambito rituale è assolutamente dimostrata, diciamo, e acclarata. Altre testimonianze sulla bontà della produzione agricola agrigentina e sulla loro quantità ci vengono date da Diodoro Siculo nel I secolo d.C. Relativamente al commercio con il Nord Africa, e un fiorentissimo commercio che consentiva a Teglia di avere una cantina spettacolarmente dotata, e consentiva allo stesso personaggio di offrire un'ospitalità grandiosa a quelli che lo andavano a trovare. Dal nostro punto di vista, in questo momento stiamo conducendo delle ricerche sulla Cora agrigentina, quindi sul territorio extraurbano, attraverso un progetto di remote sensing con l'Università di Padova, che comincia a dare risultati. Abbiamo infatti individuato alcuni appezzamenti dei lotti di superficie intorno ai 30 metri per 30, dei terrazzamenti a sud del Tempio di Giunone, e che cominciano finalmente a dare risultati sull'assetto non tanto della città, che è stato molto indagato fino agli anni 60-70,
mentre questo tipo di analisi è mancata per il territorio circostante. Un altro vaso, sempre di provenienza agrigentina, testimonia l'importanza delle pratiche agricole nel mondo greco e soprattutto nella città di Agrigento. Questo è un vaso emblematico che rappresenta Persefone che dona a Trittolemo perché lo diffonda nel mondo il sapere dell'agricoltura, il saper coltivare. Trittolemo, attraverso questo carro alato, percorrerà tutto il mondo, passerà naturalmente anche da Agrigento per insegnare agli uomini come si coltiva la terra. Il culto è testimoniato anche da santuari, ne abbiamo sicuramente individuati due storicamente, che sono il santuario di Demetra, quello che vedete in basso, e il santuario delle divinità Ctonie in alto. Questi sono oggetti votivi, in questo caso statue fittili di produzione akragantina che rappresentano Persefone e Core. Anche questi sono degli elementi votivi. In basso a sinistra delle statuette di offerenti con il tipico maialino legato al culto di Demetra, mentre a destra vedete delle riproduzioni di frutti che molto hanno a che fare poi con i nostri frutti di Martorana, che hanno, come dire, rinnovato, in qualche modo proseguito la tradizione classica. Questi erano frutti che venivano per motivi votivi messi all'interno dei botros, all'interno, diciamo, del sistema santuariale. Per quanto riguarda invece la produzione, recenti scavi hanno messo in luce alcune strutture proprio legate alla produzione, in questo caso dell'olio. Abbiamo rinvenuto un torcularium all'interno del quartiere ellenistico romano. In basso a destra vedete uno schema di funzionamento, sostanzialmente una pressa per l'olio. Un altro elemento, questo un po' più tardo, del VII secolo d.C., è un vero e proprio palmento con la vasca per la pigiatura e la vasca per la decantazione, da cui poi il vino, il mosto in questo caso, defluiva nei pitoi. E poi queste anforette di produzione agrigentina che servivano per il trasporto del vino. Qualcuna di queste si è trovata pure a Roma, quindi testimonia il fatto che il vino agrigentino veniva trasportato attraverso queste tipiche anfore. Queste sono esclusivamente, diciamo, attribuite come produzione e come forma alla scuola agrigentina. Altro lavoro che stiamo facendo è un'indagine palinologica, quindi sulle essenze vegetazionali che si ritrovano all'interno delle aree di scavo. In questo caso abbiamo indagato, oltre a varie sepolture, anche un immondezzaio di periodo tardo-antico, dal quale sono emerse diverse tipologie di semi che si riferiscono, diciamo, brevemente a leguminose, ma anche a frutti come il pesco, il susino, il mandorlo soprattutto, che testimoniano della conformazione del paesaggio in epoca I-II secolo d.C. Altre analisi che abbiamo fatto invece sono sulle essenze bruciate, e quindi per capire che tipo di legno utilizzavano per cuocere i cibi. In realtà, diciamo, la prevalenza si è trovata di alberi di ulivo, ma anche altri alberi, diciamo, che appartengono alla macchia mediterranea tuttora, come il leccio. È un'indagine ancora in corso che ci sembra, diciamo, interessante
anche per i primi risultati che ci sta presentando. La tradizione, diciamo, di utilizzo a fini agricoli della Valle dei Templi prosegue anche per tutto il Settecento. Qua abbiamo una bella litografia in cui all'interno di un vano che è nato come ipogeo, quindi come silos in epoca greca, poi è stato trasformato in catacomba cristiana e poi da ultimo nel Settecento come cantina, vedete la botte a sinistra. Il paesaggio viene, come dire, della Valle dei Templi poi rappresentato dai massimi pittori, paesaggisti inglesi e francesi. Vedete queste due belle immagini, una della fine del Settecento e una della fine dell'Ottocento, per arrivare poi a una tradizione che prosegue ininterrottamente fino al secondo dopoguerra, una tradizione agricola, in questo caso una cerealicola di tipo estensivo, praticata nella vallata a sud della Collina dei Templi. Quello che vedete sullo sfondo a sinistra naturalmente è il Tempio della Concordia, quello a destra è il Tempio di Giunone, con una dimensione diciamo non industriale ma prevalentemente di sussistenza. Quello che vedete a sinistra è un piccolo pagliaio, a destra delle lavorazioni diciamo a zappa, quindi abbastanza come dire, artigianali, sicuramente non industriali. La coltivazione riguardava anche proprio l'area più prossima ai templi. Vedete il contadino a poche decine di metri dal Tempio di Giunone e l'asino a ridosso del Tempio di Vulcano. Quei fabbricati che vedete dietro il Tempio di Vulcano sono tuttora esistenti e li stiamo recuperando all'interno di un progetto di valorizzazione degli itinerari ambientali all'interno della Valle dei Templi. Questo è il paesaggio che come si presentava alla fine degli anni 50, un paesaggio agricolo tipico dell'entroterra siciliano, con varie tipologie di strutture per la residenza e per la trasformazione, dalle case padronali alle masserie. Fondamentalmente dal 66, grazie al vincolo Guimancini e alla tutela che è stata condotta, fondamentalmente diciamo, questo assetto è stato mantenuto e su questo diciamo, stiamo lavorando per il mantenimento e per la valorizzazione. Era praticata anche una qualche forma di allevamento di ovini, di suini, soprattutto di una specie particolarissima in via d'estinzione che è la capra girgintana. La nostra azione di valorizzazione e promozione parte da un progetto che abbiamo chiamato Diodoros, ovviamente diciamo in memoria di Diodoro Siculo, che prevede proprio la messa a produzione dei terreni di proprietà del parco, affidandoli in concessione ad aziende specializzate. La prima operazione ha riguardato la produzione del vino, per cui abbiamo fatto un lavoro anche di marketing relativamente alla definizione dell'etichetta che, come vedete da questa diapositiva, si rifà alle scalanature della colonna dorica, e abbiamo depositato il marchio per cui chiunque produce sotto come dire, i nostri disciplinari vino all'interno della Valle dei Templi ci deve naturalmente dare una royalty. Questo è il posizionamento, vedete in basso a destra, del vigneto che abbiamo affidato in questo caso a viticoltori associati di Canicattì, dal quale facciamo questo vino che è stato presentato l'anno scorso al Vinitaly, ha avuto dei riconoscimenti anche al concorso internazionale di Bruxelles, abbiamo vinto una medaglia d'argento. Insomma, sta andando avanti, è in vendita al padiglione, al cluster del biomediterraneo, quindi se volete lo potete comprare, è un vino buonissimo e ci dà anche modo diciamo, di utilizzare poi i fondi per le altre attività del parco. Stessa cosa per l'olio,
Quello è l'ultimo riconoscimento che abbiamo avuto da parte, diciamo, da questo premio che si chiama L'Oro d'Italia. Noi abbiamo avuto un attestato di qualità come fruttato leggero. Questi sono gli ulivi da cui si fa il vino, sono ulivi secolari, diciamo, avranno dai 5 ai 600 anni, si trovano in un contesto magico e quindi, diciamo, l'olio possiede anche queste virtù. Un'altra iniziativa è il Museo Vivente del Mandorlo, che abbiamo iniziato a realizzare da qualche anno. Si tratta in questo momento di 600 piante che rappresentano 300 specie diverse di mandorlo, per cui c'è, diciamo, da parte nostra un'attenzione anche alla conservazione della biodiversità e anche, da un certo punto di vista, alla diffusione di questo prodotto, sempre sotto il marchio Diodoros. È inutile che vi parli del mandorlo in fiore ad Agrigento, perché, diciamo, è una cosa assolutamente nota. Per quanto riguarda la capra giorgentana, con Slow Food abbiamo fatto una convenzione per la reintroduzione della capra, che abbiamo già fatto. Abbiamo recintato uno spazio sotto la via Sacra, nei pressi del Tempio della Concordia, con 4 capre che adesso si sono riprodotte. Quelle che vedete sono le 2 caprette nuove, naturalmente una si chiama Amaltea, l'altra Titiro, cioè, naturalmente. Ed è anche un progetto, diciamo, che oltre alla conservazione di un bene in via di estinzione ci sta interessando anche per un possibile sviluppo in termini di produzione del formaggio. Questo è il Diodoros Shop, è un punto vendita che abbiamo realizzato all'interno del parco, in cui potete, se venite ad Agrigento, trovare questi nostri prodotti. L'ultimo progetto l'abbiamo chiamato Agrigensium. Si tratta, attraverso un bando che è già stato pubblicato e che ha avuto un buon successo, abbiamo avuto 80 istanze, vogliamo che i terreni che il parco materialmente non ce la fa a gestire, se non in perdita, possano diventare un'occasione per la cittadinanza, cioè intanto per recuperare una dimensione sociale dell'utilizzo di un bene culturale, quindi, come dire, in qualche modo i privati possono compartecipare e averne un utile dalla coltivazione di alcuni appezzamenti. I target individuati sono di 3 tipi, uno di tipo esclusivamente sociale, sono piccoli appezzamenti che abbiamo messo a disposizione per gli anziani, per le associazioni, per le scuole. Un altro per l'agricoltura solidale, altri appezzamenti che abbiamo messo, diciamo, a disposizione per associazioni che fanno recupero di persone svantaggiate attraverso le pratiche agricole, e in questo caso c'è un'azione sperimentale che prevede anche la reintroduzione dell'ape nera sicula e un corso per apicoltori, ed infine quello per la produzione. Ci sono pervenute qualcosa come 70 istanze che stiamo vagliando e che si collegano poi al sistema Diodoros, cioè la possibilità di vendere con il marchio del parco. Ora, relativamente brevemente rispetto a quelle che potranno essere le azioni da sviluppare a settembre, la nostra proposta è quella di realizzare dei laboratori didattici, naturalmente per i bambini, sui temi del cibo in età classica, e quindi le spezie di archestrato, il pavimento non spazzato, le nutrici di Zeus, la mensa degli dei, la cantina di Teglia, il frantoio di Diodoros e un galletto per Asclepio. Queste sono cose, diciamo, sulle quali possiamo, se volete, cominciare a ragionare. Grazie. Grazie al direttore Parello. Col suo intervento ci ha ricordato che c'è un trade union tra questo grande patrimonio archeologico, paesaggistico e monumentale che insiste nella Valle dei Templi e coloro i quali hanno lavorato la terra al suo interno, perché dobbiamo dire che il cuore della Valle dei Templi è stato salvaguardato anche grazie alla presenza di questa gente, di questi agricoltori, di questi
possidenti. Allora, noi abbiamo recuperato un po' di tempo rispetto a quello che ci eravamo dati, perché dobbiamo poi consegnare la sala, che c'è qui un'altra manifestazione. Quindi io avevo un pochino come dire, condizionato i relatori a rispettare i tempi, quindi ho un debito nei confronti di Simonetta Agnello Orbi e gli ridò la parola ancora per qualche minuto. Grazie, però sono stata brava la prima volta, Bravissima, però bravissima. ho obbedito all'inglese. Allora, io sono nata a Palermo, ho trascorso i primi 12 anni della mia vita ad Agrigento, dove ho frequentato le scuole medie, però non feci le elementari. Non ho mai capito perché, ma mia madre me le fece fare in casa. Lei le aveva fatte pure in casa. Ed ebbi questa vita stranissima, vivevo in un appartamento all'ultimo piano della casa dei miei nonni, da cui si vedeva la Valle dei Templi. La mattina veniva la signorina Gramaglia, alle 7:30 di mattina. Io ero vestita con un vestito nero, con un collare di plastica e un fiocco, e mi faceva una lezione per 1 ora. E poi andavo a lavorare al provveditorato agli studi. Non sapevo cosa fosse questo provveditorato, ma mi piaceva perché lei se ne andava, anche se le volevo bene. E il pomeriggio andavo sempre ai templi. Questa era la nostra passeggiata. Mia sorella, che era più piccola, ed io. E i templi me li sento miei, anziché vostri e nostri, perché era l'unico posto dove io potevo giocare e stare, fare una vita normale. Ma nonostante ciò erano molto disturbati questa mia proprietà dei templi, perché c'erano sempre i turisti tedeschi. Tedeschi perché erano tedeschi? Tedeschi perché la mia bambinaia era ungherese e parlava tedesco. Tedeschi perché c'era Arancio, ve lo ricordate perlomeno il nome di Arancio, che parlava tedesco. E i tedeschi, tra Giuliana e Arancio, si mettevano a parlare con loro e mia sorella e io eravamo costrette a stare sedute o in piedi o appoggiate a una colonna, su una pietra, sul gigante, mentre i tedeschi prendevano le loro laica e mettevano a fuoco quello che dovevano fare. Una sofferenza straordinaria, che mi ha fatto capire quanto mi sento padrona, come tutti gli altri che ci andavano, dei miei templi, come non amo la fotografia, che secondo me è un rubare la nostra immagine. E io ora vedo su Facebook, dove tutti i nostri bambini purtroppo si mettono e si stramettono, che può essere un problema, e come è importante per me il cibo, perché quando andavamo ai templi avevamo la merenda, ma non c'era bisogno di merenda, si prendevano le mandorle, salivamo sugli alberi e ce le mangiavamo, le minnulicchie e le mandorle, furto questo sarà stato, di beni del popolo, perché c'era sempre Arancio che aveva qualche cosa da darci, che fosse un pezzo di pane o altro. È incredibile quanto ci sia di commestibile nel mondo nostro che vediamo. E c'erano i ceci, per esempio, che crescevano selvaggi, e sono buoni i ceci quando si trovano. Non c'erano le pecore girgintane, queste erano a Mosè, per cui da noi non sono mai morte. E tra i ricordi che ho è questo senso di rabbia che i vecchi non andassero ai templi, che non c'erano dei vecchi lì, c'erano sempre gente sana. E mi piace l'idea che avete fatto ora un orto, ma perché fare gli orti per i vecchi? Io qualifico per questo, perché sono ai soli 70 anni, a me mi secca badare alla terra sempre con gente della mia età. Perché non integriamo i vecchi anziché metterli tutti lì? In Inghilterra ci sono gli allotments, che è la stessa cosa, cioè pezzi di terra che vengono dati agli individui, ed è una bella cosa. Però io amo molto unire le generazioni e le persone, anziché questo dividere a categoria. Non mi piacerebbe avere degli orti dati agli emigranti o alle persone che sono sfortunate abbastanza da venire. Li vorrei assieme a me, per conoscerli, integrarli ed aiutarli. E dei templi l'altra cosa che ho sempre amato è entrarci. Io entravo, allora tutti entravano ai templi, si poteva camminare, passare, toccarli. Ora sono stati trinciati. Ora si paga. Non ha importanza il pagare. Il pagare va bene, però non possiamo più entrare nei templi. Cioè, non ci si può entrare più. E a volte io mi chiedo qual è l'equilibrio, qual è un sano equilibrio tra le cose belle che abbiamo e
e come le vogliamo mantenere e farle godere. E io non ho ricordi di gente che scrivesse il suo nome, Maria ama Carlo, quello che era, sui templi, ci saranno stati. Però è bello fare toccare le nostre cose belle. Ora nei musei inglesi hanno cambiato, prima non ti toccava niente, ora ci danno degli oggetti dovunque che si possono toccare, perché più diventa lontano da noi per salvaguardarlo, meno diventa nostro. Do solo un caveat su un equilibrio tra lasciarlo e dire guardalo o lasciarlo e dire anche tuo, proteggilo, ma puoi entrarci. E sarebbe triste se per questo desiderio di proteggere i templi fossero come se fossero la televisione, cioè non ci puoi andare vicino, o fare dei giorni in cui ci si può entrare. Questo per me è molto importante e non ci si pensa. Si pensa invece alle cose moderne. Io le capisco le cose moderne. L'illuminazione dei templi la fece papà, ne era fierissimo quando era ai tempi presidente dell'ente del turismo, ed è continuata, per cui ci vogliono le cose belle. Però questa roba è per noi, dobbiamo goderne noi, dobbiamo pure mantenerla per il futuro, ma c'è un equilibrio fondamentale, come nel cibo. È bene comprare le cose belle fatte, ma è anche bene non farle. Parlando del cibo, ora torno, è arrivato l'assessore, allora me ne vado, sto zitta. No. Sì, però l'assessore deve fare il suo lavoro. Comunque, io riempio. Dico questo e non dico altro. Abbiamo fatto scoprire il magheggio che c'era dietro questo ritorno al microfono. Comunque, non abbiamo che fare. Comunque, potevate dirmelo, allora avete detto sto zitta. No, sto scherzando. Comunque, tornando sempre al mangiare ora, non vi ho parlato di una scatola di porcellana che si compra a caro prezzo a Fortnum & Mason. Contiene, quando me l'hanno fatta assaggiare, c'è una cosa squisita, si chiama The Gentleman's Relish, per cui una specie di marmellata piccante solo per gli uomini. Appena mi dicono solo per gli uomini, come dico lì non si può entrare, io voglio assaggiarlo. Me l'hanno fatto assaggiare questo amico di mio marito, Simonetta, se ci tieni te lo faccio vedere, costa caro, meraviglioso, 40 sterline, una cosuzza tanta, eccetera. L'assaggio ed era sarda, l'acciuga salata che noi ogni sera avevamo a tavola con l'olio sopra, come era ai tempi, con un poco di limone, schiacciata, precisa. Dico, ma questa è una cosa che mangiamo noi. E ho scoperto che è una delle cose più chic e più raffinate della cucina inglese dell'Ottocento. Ho anche la data, 1828, perché gli inglesi datano tutto, e fu portata da un viaggiatore che la fece fare. Ed è identico a quello che mangiamo noi e viene ovviamente ispirato a quel lagum, come si chiama, quella parola latina che ora la devo trovare perché queste parole, quel liquamen di pesce che mangiavano i romani e di cui si parla sempre, che sapeva di terribile, esatto. E questo è in Inghilterra e ha origini chiaramente siciliane, perché è identico. E questo viaggiatore veniva da un viaggio in Italia e si fermò a Parigi, però. Un'altra cosa che ci unisce in questo mondo strano tra Sicilia e Inghilterra, e non l'ho mai detto a Fortnum, che in realtà è una cosa delle tavole povere, non piacerebbe a loro. Grazie. Grazie ancora a Simonetta Agnello Orbi per la sua disponibilità e la sua simpatia. Abbiamo tante volte richiamato oggi l'impegno dell'assessorato alle attività produttive in questo progetto. Ora abbiamo l'assessore qui che invito a venire al microfono per darci il saluto conclusivo di questo interessante convegno che, come dicevamo, si è sviluppato attraverso un itinerario molto originale che ha messo assieme le eccellenze agroalimentari della nostra Sicilia con aspetti culturali, con aspetti letterari, quindi una cosa molto suggestiva veramente. Prego, Assessore. Buongiorno a tutti e benvenuti anche ai nostri ospiti. Mi dispiace non aver potuto partecipare sin dall'inizio, però vi ho seguiti su YouTube e devo dire che lo streaming funziona perché ho seguito tutti gli interventi e quindi sono entrata già dentro la discussione ascoltandovi e ho apprezzato sin da subito
e la valenza dell'argomento che è stato portato avanti oggi in questo convegno. Si dice che in Sicilia il binomio cibo-cultura è la ricetta miracolosa, sia per quanto riguarda la possibilità che attraverso la filiera dell'agroalimentare, così come la filiera della cultura, noi avremo per risollevare la nostra economia, ma si dice anche che il binomio cibo e cultura in Sicilia sia miracoloso perché è l'unico modo che abbiamo per, da una parte, rimanere attaccati alle nostre radici, alla nostra tradizione, e dall'altra avere più idee e avere maggiore possibilità di esprimere con la massima creatività quelle che saranno le nuove sfide nel settore dell'innovazione e quindi anche della ricerca. Io sono d'accordo, perché non è una discussione che la si apprezza solo quando se ne parla in momenti come questi, perché comunque l'abbiamo sperimentata, la stiamo sperimentando anche in seno alla Regione, quindi tra i vari dipartimenti, sempre più sinergie tra il settore attività produttive, il settore dei beni culturali, così come del territorio ambiente, così come del turismo. Quindi arriviamo sempre all'inizio. Ecco, il bello della nostra sicilianità è questo ritornare sempre all'inizio e costruire quindi il futuro rafforzando quelle che sono le nostre tradizioni. Oggi ho sentito parlare di tantissime ricette storiche e mentre io ascoltavo io pensavo quante di queste ricette storiche oggi sono anche la sfida commerciale della nuova ristorazione, il gusto, ritrovare il gusto d'eccellenza dentro i nostri ristoranti, dentro le nostre filiere ristorative, dentro il settore quindi turistico della regione, potrebbe diventare una fonte d'attrazione non solo di solo turisti, ma anche una fonte di attrazione di comunque scrittori, cultori della bellezza, perché comunque io dico, invece di dire in un colpo solo, in un piatto solo, noi mettiamo dentro la cultura, mettiamo dentro la qualità del cibo e quindi testimoniamo la qualità della nostra terra, mettiamo dentro anche la capacità che oggi hanno i nostri addetti al lavoro, quindi al settore del commercio piuttosto che dell'industria, di preservare le caratteristiche autoctone del cibo siciliano. È su queste qualità che dobbiamo rilanciare la sfida che poi, così come stiamo facendo insieme ai miei colleghi che si occupano appunto dell'assessorato alla cultura, piuttosto anche della salute, abbinare anche un'altra sfida. Partiamo dalla bellezza, partiamo dalla cultura, dal rispetto delle nostre radici. Rispettiamo quindi quello che io ho sentito nei vostri interventi, la cucina povera. Dietro la cucina povera, a mio avviso, oggi c'è anche un valore etico, la moralità del cibo. C'è proprio nella povertà del cibo che noi possiamo sintetizzare anche la capacità del consumatore di poter scegliere, ma nello scegliere il consumatore fa 3 scelte: la scelta di rispettare la tradizione e la cultura, la scelta di rispettare l'ambiente, perché sicuramente il cibo, così come è stato tradizionalmente e storicamente trasferito nelle varie generazioni, era un prodotto naturale, quindi un prodotto che non è mai andato contro l'ambiente, anzi. E poi la terza scelta, quella importante, è quella di volere quindi non dimenticare il passato, ma anzi volerlo innovare, e quindi questo per noi è importantissimo, anche perché vorremmo abbinare la famosa la sfida della salute umana, quindi abbinare. Questa volta io spero che dopo Expo la Sicilia, proprio perché ha voluto investire tanto in questo progetto, esca fuori dicendo cibo, cultura e salute. In Sicilia il cibo è salute e lo abbiamo dimostrato scientificamente, e ho avuto l'onore anche di poter privilegiare anche il finanziamento di progetti del settore agroalimentare, nel settore più scientifico, che hanno dimostrato come molti prodotti della nostra terra, tra cui anche il grano, così come il vino, così come anche tutto il settore agrumicolo, sono comunque dei prodotti che già hanno delle caratteristiche, cioè naturalmente posseggono delle caratteristiche salutari, e quindi apriamo nuovi scenari nel settore anche del biomedico per poter anche portare fuori non solo binomio cultura e cibo, ma anche salute. Poi ho apprezzato molto anche l'intervento, a parte gli interventi della Simonetta Agnello, che comunque conosco benissimo, ho oggi l'onore di conoscerla personalmente e sono felicissima.
ma ho anche apprezzato l'intervento del professore Wolsoff. Mi è piaciuto questo accostamento tra la Scozia e la Sicilia, così come Simonetta Agnello fa il paragone tra Inghilterra e Sicilia, Scozia e Sicilia. Io mi sono laureata in lingue, ho detto se tornassi indietro farei una tesi sperimentale su tutte quelle che sono, anche dal punto di vista linguistico, le similarità appunto tra il linguaggio culinario siciliano e quello appunto della lingua inglese. Ed è una cosa veramente interessante poter scoprire come attraverso il cibo noi riusciamo anche ad aggiungere un tassello in più in questo grande progetto di internazionalizzazione dell'immagine della Sicilia che vogliamo portare avanti. Quindi per noi, grazie anche al progetto che ha presentato Union Camere, di cui appunto ringrazio il Presidente e Vicepresidente Vittorio Messina, oggi qui che rappresenta tutto il sistema, abbiamo aperto quindi anche lì un nuovo settore su cui secondo me dovremmo cominciare a lavorare seriamente. Quindi non perdiamo questi settori, dobbiamo puntare su questi settori, dobbiamo mettere dentro tutte le nostre alleanze strategiche affinché possano diventare realmente il punto di partenza per questi nuovi modelli economici, nuovi modelli organizzativi. Quindi io, oltre che rinnovare la mia contentezza nell'avere realizzato, nell'avere riunito e avere cercato quindi di parlare bene della Sicilia e fare vedere la bellezza della Sicilia, parlare delle eccellenze, è anche bello il titolo che avete dato al vostro convegno, cioè partiamo proprio, è il cancello delle eccellenze, cioè si entra, quando si vuole visitare la Sicilia, dobbiamo metterci in testa che dobbiamo abituarci al bello, all'eccellenza, alla qualità, ma dobbiamo anche saperlo non solo dimostrare, ma dobbiamo saperlo portare avanti, e questo deve diventare in tutti i settori un modello appunto economico, un modello professionale, un modello culturale. Quindi io spero che la bontà del cibo sia per noi la via maestra da cui imparare e portare avanti progetti di marketing territoriale così importanti come quello che Union Camere in occasione del progetto Expo oggi ha inaugurato, perché comunque sappiamo che Union Camere ci delizierà con le settimane espositive nel mese di settembre, e avremo tutto il modo di poter conoscere, toccare, annusare e approfondire la conoscenza di questi prodotti grazie all'esposizione che verrà fatta a settembre. Grazie a tutti per la partecipazione, e grazie ai nostri ospiti, grazie al direttore del Parco Archeologico dei Templi, che è un'altra rappresentanza importante che ci dimostra quanto importante sia la cultura in Sicilia, il professore Dugo, che mi sono iscritta mentre lei parlava molti ingredienti, perché ho deciso che subito dopo, quando riuscirò ad avere un po' più tempo libero, vorrei sperimentare la mia capacità di cuoca e chissà che non esca fuori anche una vera imprenditoriale, ma io penso già a un mio ristorante con tutte queste ricette e questi prodotti siciliani. Grazie mille, spero che, adesso so che continueranno oggi i lavori, quindi vi ringrazio per la partecipazione e spero che l'accoglienza continui a esservi gradita, così come dalle vostre espressioni, credo che siate anche voi contenti di essere qua insieme a noi. Grazie Assessore per la sua presenza, per questo intervento conclusivo che ci dà le coordinate di come deve essere portata avanti questa presenza qui a Milano, e soprattutto quello che bisogna fare per valorizzare al meglio la presenza a Milano, pensando anche al dopo Expo, quindi un'indicazione di merito non indifferente. A questo punto i nostri lavori si concludono, ringraziamo i relatori che sono stati molto bravi anche nel rispetto dei tempi, non solo per le comunicazioni importanti che ci hanno rivolto, ringraziamo tutti i presenti che ci hanno seguito con attenzione e anche chi ci ha seguito attraverso internet in streaming, che ci conferma l'assessore che si poteva seguire benissimo. Grazie a tutti e buon Expo.